Bentornati in un nuovo appuntamento meteo. Il ritorno del caldo africano confermato. Questa è la grafica che conferma anche l'allontanamento della depressione verso i Balcani, verso nord-est, dopo aver portato una fase di instabilità temporalesca sulle regioni settentrionali. Si allontana questa perturbazione per portare una fase molto più calda, con finalmente la prima ondata di caldo estiva che, come vedete, si farà sempre più invadente. Caldo africano che diverrà protagonista e di conseguenza giornate stabili, tempo soleggiato su tutte le pianure, su gran parte dell'Italia, l'unica eccezione solo per temporali pomeridiani sulle Alpi centro-orientali. Per il resto nulla da segnalare. L'anticiclone africano sarà sempre più protagonista, soprattutto dal 7 di giugno. Infatti dal 7 di giugno notiamo l'approfondimento di questo campo anticiclonico su tutto il Mediterraneo, che porterà temperature oltre i 33 gradi su tutta la Sardegna, con valori oltre i 32 gradi anche al centro e al sud. Al nord rimarremo tra i 28 e i 30 gradi, valori comunque sopra la media del periodo dappertutto. Le condizioni di caldo intenso saranno sempre più protagoniste nella giornata di domenica su tutta quanta la Sardegna. Si potranno toccare anche picchi oltre i 35 gradi. Si tratterebbe di una fortissima ondata di caldo che coinvolgerebbe in primis appunto la Sardegna. Condizioni di stabilità che ci accompagneranno fino alla giornata di domenica mattina per quanto riguarda le regioni del nord, ma già nella giornata di domenica si avvertirà un cambiamento per l'arrivo, come vedete, di queste correnti molto più fresche di matrice atlantica collegate a un minimo di bassa pressione che si scaverà a sud della Francia. Una perturbazione che era situata dapprima sulla Spagna, portando delle condizioni di maltempo tra venerdì e sabato, e questo spostamento del vortice si collocherà poi sul Golfo del Leone per portare poi un fronte temporalesco in transito tra il pomeriggio e sera della giornata di domenica su tutte le regioni del nord, in primis sulla Lombardia e il Triveneto. Queste le aree maggiormente coinvolte. Al momento le aspettative sono alte per questo cambio di scenario al nord e quindi di conseguenza ritorno alla stabilità, condizioni di maltempo e quindi forti temporali associati a grandinate. Come sempre vi ricordiamo però di consultare i prossimi aggiornamenti e di non perdere i prossimi contenuti che vi daremo e analizzeremo nel corso dei prossimi giorni. Seguiteci sempre.